www.radioticino.com. Va ora in onda Donne Padane. Ed ora la linea va subito ad Antonia Bertocchi. Sì, cari amici, buongiorno e buona Padania a tutti. Oggi per noi è un giorno molto importante perché abbiamo la possibilità di andare a votare e non dobbiamo lasciarcela sfuggire, perché possiamo dire sì, votare sì, per evitare quelle trivellazioni che stanno portando un grande inquinamento. Io qui qualche ora fa è stato confermato il sequestro del centro di oli di Viggiano in Basilicata. La notizia mi è giunta dal Circolo Culturale Ambiente Scienze di Cremona e il Tribunale del Riesame di Potenza ha deciso questo sequestro a conclusione di un'indagine su un possibile aumento di tumori nell'area. E quindi è vero che i fondali sono inquinati, ma sono inquinato anche il terreno e la gente si ammala di queste malattie e deve subire la corruzione e la prepotenza di un sistema molto disonesto che ha contribuito a dissacrare la natura e a mercificarla. La natura è stata considerata una materia inerte da mercificare e questo è un concetto al quale naturalmente noi ci opponiamo. E la volta scorsa, sempre per poterci rieducare ad una considerazione della sacralità delle relazioni ecologiche e sociali, io ho portato la parabola di Gregory Bason, che era stato ispirato da un'epistola di San Paolo ai Galati, che dice che appunto non dovete farvi illusioni o peccatori, perché Dio non si può prendere in giro, insomma. E questa parabola dice che quando il Dio ecologico abbassa lo sguardo e vede la specie umana peccare contro la sua ecologia per avidità o perché prende delle scorciatoie o compie certi passi nell'ordine sbagliato, sospira e involontariamente manda sulla terra l'inquinamento e la pioggia radioattiva. Non serve dirgli che la trasgressione era di poco conto, che ci dispiace, che non lo faremo più. Non serve fare sacrifici, tentare di placarlo con offerte. Il Dio ecologico è incorruttibile e quindi non si può beffare. Besson ha passato tutta la sua vita per recuperare questo senso del sacro rimanente nella natura, con delle opere fondamentali come una sacra unità dove gli angeli esitano, e ha elaborato il suo paradigma dell'ecologia della mente, di cui io sto trattando in un ciclo di trasmissioni, e quindi andiamo avanti con questo ciclo portando l'esempio del fatto che questo sacro immanente scorre underground nella nostra cultura, ma non è valorizzato perché la nostra cultura ha come idea dominante l'idea che il sacro è trascendente. Noi invece, ma anche dei teologi sono d'accordo sul fatto che la materia va rivalutata. Ad esempio, Teilhard de Chardin, un grande antropologo che ha contribuito alla scoperta addirittura dell'uomo di Pechino e anche teologo, è un po' insorto contro questa idea della materia bruta, disprezzata, no? Da una parte ci sta lo spirito tutto nobile, dall'altra ci sta la materia tutta vile, e è stato ispirato invece proprio dalla materia. La materia stessa gli ha ispirato quello che è l'inno alla materia, che ha come titolo originale La puissance spirituelle de la matière, ed è dell'8 agosto 1919. Io vorrei leggerlo perché così un pochino ci possiamo rieducare a questo senso del sacro che sappiamo è stato perso nella nostra cultura perché è stato mercificato. E quindi vediamo questo inno alla materia che scorre anche all'interno, questa concezione del sacro immanente scorre anche all'interno del cristianesimo stesso, nonostante che, appunto, come vi dicevo, sia stata elaborata una teologia del sacro trascendente. E dice Teilhard: benedetta sii tu, pericolosa materia, mare violento, indomabile passione, tu che ci divori se non ti incateniamo. E benedetta sii tu, potente materia, evoluzione irresistibile,
realtà sempre nascente, tu che spezzando ad ogni momento i nostri schemi ci costringi ad inseguire sempre più oltre la verità. Benedetta sii tu, universale materia, durata senza fine, etere senza sponde, triplice abisso delle stelle, degli atomi e delle generazioni, tu che travalicando e dissolvendo le nostre angustie, misura e ci riveli le dimensioni di Dio. Benedetta sii tu, impenetrabile materia, tu che ovunque tesa tra le nostre anime e il mondo delle essenze, ci fai languire dal desiderio di forare il velo senza cucitura dei fenomeni. Benedetta sii tu, mortale materia, tu che dissociandoti ogni giorno in noi, ci introdurrai necessariamente nel cuore stesso di ciò che è. Senza di te, o materia, senza i tuoi attacchi, senza i tuoi strassi, noi vivremo inerti, stagnanti, puerili, ignoranti di noi stessi, di Dio. Tu che ferisci e medici, tu che resisti e pieghi, tu che sconvolgi e costruisci, tu che incateni e liberi, linfa delle nostre anime, mano di Dio, carne del Cristo o materia, io ti benedico. Ti benedico, o materia, e ti saluto, non già quale ti descrivono ridotta o sfigurata i pontefici della scienza ed i predicatori delle virtù, ma quale tu mi appari oggi, nella tua totalità e nella tua verità. Ti saluto, inesauribile capacità d'essere e di trasformazione in cui germina e cresce la sostanza eletta. Ti saluto, universale potenza di ravvicinamento ed unione che lega tra di loro le innumerevoli monadi ed in cui esse convergono tutte sulla strada dello spirito. Ti saluto, sorgente armoniosa delle anime, cristallo limpido dal quale è tratta la Gerusalemme nuova. Ti saluto, ambiente divino, carico di potenza creatrice, oceano mosso dallo spirito, argilla impastata ed animata dal Verbo incarnato. Credendo di rispondere al tuo irresistibile appello, gli uomini spesso si precipitano per amor tuo nell'abisso esterno dei piaceri egoistici. Un riflesso li inganna, oppure una eco, lo vedo adesso. Per raggiungersi, o materia, bisogna che, partiti da un contatto universale con tutto ciò che qua giù si muove, sentiamo via via svanire nelle nostre mani le forme particolari di tutto ciò che stringiamo, sino a rimanere alle prese con la sola essenza di tutte le consistenze e di tutte le unioni. Se vogliamo possederti, bisogna che ti sublimiamo nel dolore dopo averti voluttuosamente stretta tra le nostre braccia. O materia, tu regni sulle vette serene, ove i santi pensano di evitarti. Carne così trasparente e nobile che non ti distinguiamo più da uno spirito. Portami su, o materia, attraverso lo sforzo, la separazione e la morte. Portami dove sarà finalmente possibile abbracciare cascamente l'universo. È dal volume Inno dell'Universo, edito dalla edizione quiriniana. Ecco, vedete, lui ha prodotto questo, diciamo, si è sentito ispirato dalla materia stessa. Questo è un poema, diciamo, un mini poema in cui ci fa percepire l'importanza della dimensione, chiamiamola terrena, della materia. E la materia di cui parla Teilhard è una materia che comprende sia gli esseri viventi che la materia, la chiamiamo inerte, dico anche la materia intesa dal punto di vista fisico, cioè mondo fisico e mondo biologico, lui intende tutto questo. E infatti il mondo fisico e il mondo biologico formano un sistema di cui noi stessi facciamo parte. Quindi in alcuni di questi punti, che adesso possiamo riprendere e rivedere meglio, è chiaro che Teilhard, essendo un antropologo, aveva assimilato i principi fondamentali della teoria evoluzionistica, che ovviamente mette bene in luce come la specie umana derivi dalla natura. Noi siamo una espressione della natura stessa,
Quindi il lavoro che la specie umana ha fatto per decine di migliaia di anni non è mai stato di contrapposizione, di dominio, come poi hanno voluto che fosse le culture patriarcali, ma è sempre stato un lavoro di adattamento, cioè le società umane si sono sempre adattate a questi principi che ha enunciato Teilhard, sono i principi stessi del pensiero magico e della pratica, è la teoria che sta alla base della pratica delle società indigene e anche nel nostro folklore, nelle nostre società agricole, un tempo, che la natura è sacra e che la specie umana deve adattarsi alla natura per poterne veramente ricevere i benefici. Altrimenti, se cerca di combattere contro la natura, se cerca di sottometterla, poi la paga cara, perché è troppo complessa quella che viene detta la creazione. Ma studiando l'evoluzione, come ha fatto Teilhard, si capisce che non si è trattato, e con lo stesso Benson ribadisce in più punti e lo tratteremo, non si è trattato di creazione, non si è trattato che dall'esterno qualcuno ha creato qualcosa, ma è un'autocreazione, la natura stessa è eterna, è autocreata e continuamente si rinnova. E noi facciamo parte di questo processo. Allora la mentalità indigena, la mentalità del pensiero magico, ha codificato dei miti e dei riti che permettessero questo adattamento alla natura e permettessero anche il più possibile una vita sociale serena. Ecco, Teilhard è insorto, contro questa concezione della natura non sacra, della materia non sacra. E con questo inno ha dato un grande contributo ad una rieducazione al sentimento del sacro, a un recupero di questo sentimento che è andato perso perché è stato mercificato, perché conveniva alle società patriarcali di sacrare la natura, considerare una materia vile, una materia brutta, per poterla mercificare. Ma questa cosa comincia da 5.000 anni fa con le città-stato, poi continuando ad andare avanti con conquiste, colonialismo, schiavizzazioni, distruzione degli ambienti. Adesso abbiamo toccato il fondo, perché si era pensato che questo procedimento di disprezzo della natura, di disprezzo della materia, di dissacrazione di tutte le relazioni, di mercificazione delle relazioni, di corruzione, potesse andare avanti all'infinito. Invece una delle cose che per esempio Benson spiega è che questa non è una frontiera che si espande all'infinito, è un sistema chiuso, con le sue risorse, c'erano tutte le risorse, bastava che la specie umana considerasse la natura sacra, si adattasse, controllasse la popolazione, praticasse la giustizia sociale, tutte queste cose qui che sono diventate impossibili nella nostra cultura, nella nostra società, le società indigene le hanno sempre praticate per decine di migliaia di anni. E qual è allora l'aggancio con questo femminismo antropologico che io vado importando questo campo di studi? È che queste società indigene erano prevalentemente matricentriche, cioè società nelle quali la donna godeva di un notevole prestigio e rispetto, e era un rispetto e un prestigio che non aveva conquistato con la violenza, ma gli uomini, i maschi, le riconoscevano spontaneamente questo prestigio. E laddove in quelle società nelle quali gli uomini riconoscevano alla donna un prestigio sociale e si lasciavano governare bonariamente dalle donne, ecco che le società funzionavano molto bene, sia dal punto di vista economico che ambientale. E noi nel nostro folklore abbiamo ancora delle tracce di questo modo di pensare, di considerare le relazioni. Abbiamo delle tracce nella figura della residura, alla quale certe volte io ho accennato. Sto facendo delle ricerche e chiunque può contribuire, perché questa figura è ancora molto diffusa. È diffusa, intanto persiste nella memoria della bassa padana, perché qui c'era appunto le cascine erano governate da questa figura, da questa matriarca, chiamiamola, e anche nel Veneto c'era questa figura. Nel Veneto poi ci sono ancora delle radici che risalgono ai Micenei che sto studiando, ma è ancora viva e vegeta nell'Emilia Romagna, dove noi, come dicevo, una volta è intervenuto anche un ascoltatore, dove noi vediamo che c'è questa figura di questa donna anziana
perché lei è il centro della famiglia. Quando si va per comprare, si va in un negozio, quando si va in una piccola azienda agricola a prendere qualche prodotto genuino, un po' di vino, ecco che compare questa figura che gestisce tutto, parla con i clienti, si discute sul prezzo, si prepara la lista degli acquisti, eccetera, e gli uomini danno una mano, anche loro caricano diciamo sulla macchina gli acquisti, ma è sempre la donna che fa il centro della famiglia. Ecco, quindi sto tentando di mettere insieme diversi campi del sapere, diciamo che è stata polverizzata, ma ci sono questi sparsi frammenti che grazie a Gregory Bateson e alla sua epistemologia del sacro noi possiamo riuscire a riconnettere, ma da un punto di vista non solo emozionale, perché l'emozione c'è, la commozione c'è, la volontà, la passione c'è, ma c'è anche la scienza, c'è anche la cibernetica della comunicazione che ci permette di fare dei passi sicuri in queste direzioni. Ecco, ci sono alcuni passi qui di Teilhard che volevo un attimino riprendere, vediamo quando dice che questo potrebbe: ti saluto, universale potenza di ravvicinamento ed unione che lega tra di loro le innumerevoli monadi in cui esse convergono tutte sulla strada dello spirito. Vedete che qui lui non mette in contrapposizione spirito e materia, ma la cosiddetta materia, che poi è il mondo della vita, il bios è il mondo della vita fondamentalmente, convergono sullo stato dello spirito, nel senso che c'è il sacro immanente è proprio il Tao, è proprio la via che porta alla spiritualità, una spiritualità che non è contrapposta, che non disprezza la materia, ma che anzi la valorizza e riconosce la propria diciamo interdipendenza col mondo della vita. E siccome stiamo parlando adesso di filosofie orientali, si è detto che queste filosofie orientali non sono religioni, sono delle filosofie, ma invece c'è il sacro immanente, quello è un sentimento religioso fondamentale, diciamo che è una costante antropologica, e anche il taoismo considera sacro il Tao. Antonia, ti interrompo perché abbiamo aperto le nostre linee telefoniche, abbiamo ancora 6-7 minuti per stare in tua compagnia e abbiamo un'ascoltatrice per te. Va bene, sono pronta. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno signora Antonia, l'ho sentita alcune volte in radio e devo dire che mi piacciono moltissimo le sue trasmissioni, anche quella che ho sentito tempo fa sul simbolismo, in cui parlava del simbolismo del cuore e del simbolismo del cuore nella società odierna, che è molto diverso dal simbolo che usavano gli antichi egizi, ad esempio. Sì, ecco, esatto. trovo le sue argomentazioni interessantissime e anche quella di oggi, devo dire, mi soddisfa molto. Anch'io ho studiato il Tao, oltre ad altre religioni, perché mi piacciono, sono portata, mi piace conoscere il pensiero degli altri e sì, devo dire che in effetti questa matrice femminile c'è, ma c'è perché è insita proprio nella natura, e per quanti artifici la società riesca a modellare, resta sempre la base di fondo a cui possiamo tornare sempre per nostra fortuna, per cui la possibilità di instaurare una nuova età dell'oro c'è sempre in noi. Io penso questo. Certo, la ringrazio per la stima e la simpatia, che ovviamente è reciproca. Sì, il Tao, il taoismo considera sacro il Tao come l'ordine immanente nella natura, nella dialettica degli opposti, che scorre come linfa vitale anche nella tradizione ermetico-alchemica, che è erede della magia naturale del Rinascimento e poi ha radici ancora precedenti. Il Tao è l'infinita forza creativa distruttiva, ossia di trasformazione, cioè non mette in conflitto la creatività e la distruttività, ma insieme creare, distruggere significa rinnovare, significa trasformare. E noi dobbiamo partecipare, il nostro dovere è sacro di partecipare a questa dialettica della natura.
Si potrebbe dire sinteticamente che il Tao si identifica con la potenza generale della natura, assumendo potenza proprio nell'accezione più vicina al senso etimologico originario di potenzia, cioè derivato da potis, essere capace. Noi dobbiamo ritornare ad essere in grado, ad essere capaci di partecipare a questa coevoluzione permanente uomo-società-natura, come la chiamava Beethoven. Beethoven ha progredito, ha portato avanti il concetto di evoluzione, portandolo verso il concetto di coevoluzione. Non si tratta tanto di evoluzione quanto di coevoluzione, tutti insieme il cosmo, compresa la specie umana, può partecipare a questa cosa stupenda, a questa autocreazione stupenda dell'universo, no? Noi abbiamo potuto per decine di migliaia di anni, poi per cause che si possono anche ora spiegheremo, è precipitato nella degenerazione, nella disumanizzazione delle sedicenti culture patriarcali, le quali hanno sovvertito tutti i parametri umani e hanno disumanizzato tutte le relazioni, e dicendo che quello era l'ordine sociale, ancora adesso l'ordine sociale sarebbe questo qua che abbiamo visto che cosa porta. Quindi bisogna recuperare veramente questa mente ecologica, come dice Bateson. Ma il Tao è termine che indica anche la natura propria e specifica di ogni ente e insieme di enti, ovvero la qualità intrinseca di ogni fatto o insieme di fatti. E giustamente molti si sono sentiti attratti dal Tao, ma io sto scoprendo anche che in questo sacro immanente è presente scorre anche underground, anche nella nostra cultura. Per esempio, non so se c'è ancora qualche minuto, vorrei accennare a Sant'Agostino nella città di Dio. Hai ancora 3 minuti, Antonia. Sì, allora faccio in tempo a dire di Sant'Agostino nella città di Dio, che dice che il neoplatonico Plotino dimostra per mezzo dei fiori e delle foglie che dal Dio Supremo, la cui bellezza è invisibile ed ineffabile, la provvidenza giunge fino alle cose della terra quaggiù. Egli fa osservare che questi oggetti fragili e mortali non potrebbero essere dotati di una bellezza così immacolata e di così squisita fattura se essi non promanassero dalla divinità, che senza fine pervade tutte le cose con la sua invisibile e immutabile bellezza. Ecco, non se ne accorgono molti, ma qui c'è il sacro immanente, perché promana la divinità, produce, promana, ha delle emanazioni, quindi non è una creazione. Il modello della creazione lo si deve alla metafora che c'è anche nell'Antico Egitto, finché è una metafora, finché è appunto un mito, va benissimo perché è molto educativo, ma non possiamo prenderlo per dogma. Loro hanno preso la metafora del vasaio, che siccome il vasaio usa la creta per costruire i vasi, hanno pensato che anche Dio, allora allo stesso modo Dio crea, ma invece la divinità che è immanente nella natura e in noi non è un processo di creazione dall'esterno, è un processo di autocreazione dall'interno, ed era stato riconosciuto, come dicevo, per decine di migliaia di anni dai popoli indigeni che erano, governati dalle donne. La donna poi era la sede del sacro, la sede che rinnova la specie umana, è da lì che dipende il rinnovamento della specie, quindi le donne avevano in mano tutto, dall'educazione alla gestione economica e sociale, alla religione, erano sciamane, eccetera. Avevano fatto scoperte scientifiche, come ho spiegato in diversi congressi, perché avevano colto l'isomorfismo fra il ciclo mestruale e i cicli cosmici. Il pensiero magico è un pensiero ciclico, il pensiero invece patriarcale è un pensiero lineare e comporta questa idea pazzesca del progresso, dove invece abbiamo visto che di progresso non ce n'è assolutamente. Antonia, siamo ai saluti. L'epistemologia, va bene, allora faccio ancora l'invito, andiamo a votare, votiamo sì, non perdiamo questa occasione, non lasciamoci condizionare, sviare dai messaggi che arrivano da un governo che vuole disincentivare la democrazia. Noi invece riaffermiamola, che è l'unico bene che ci è rimasto, questa possibilità di votare. Grazie a tutti, buona Padania a tutti, Padania libera sempre, e alla prossima. Avete ascoltato Donne Padane.